Ora, molte volte sottolineiamo l'entusiasmo che c'è qui nella piazza, nel territorio, nell'ambiente, nella Dacia Arena e spesso ci dimentichiamo, ma oggi ce lo siamo ricordati, che ci sono tantissimi tifosi dell'Udinese all'estero che gioiscono, che si vedono le partite distanti, eccetera, eccetera, e che in questo momento meraviglioso sicuramente stanno meglio, sono più felici. Siamo collegati con Paolo Pascolo da Londra, neopresidente del Fogolar Furlan Great Britain. Ciao Paolo. Buonasera, come state? Noi bene, voi come state? Molto bene, stiamo gioendo anche noi per i grandi risultati dell'Udinese. Abbiamo appena inaugurato il nuovo Fogolar con una nuova sede e quindi tutto alla grande, direi. Sì, tra l'altro ho visto le immagini che inauguravi il nuovo Fogolar con la sciarpetta bianconera, con quella che non molli mai, un bel punto di ritrovo credo, no? Per voi ragazzi friulani lì a Londra. Certo, sì. Beh, l'Udinese è sempre stato, tra virgolette, un modo per unirsi, nel senso, mi ricordo quando siamo arrivati qua, io sono arrivato qua nel 2008, c'era la grande Udinese, si andava in Coppa UEFA e quindi ci sono stati un sacco di incontri, grigliate, incontri di questo tipo. Dopo le cose sono andate un po' più scemando per i cattivi risultati, adesso c'è ancora questo entusiasmo, però siamo solo a inizio campionato. Ho ricevuto un sacco di messaggi dopo la partita con l'Inter, già parlavano di coppe, roba del genere. Cioè, è ancora lunga la strada. Ah, Vedremo. quindi tu sei Sì. friulano di quelli giustamente aspettiamo finché non vediamo, fino in fondo, No, insomma. stiamo giocando molto bene, molto bene. Però come abbiamo avuto in passato, l'organico, cioè i singoli giocatori sono sempre stati molto forti, nella mia opinione. Il problema è sempre stato un problema di spogliatoio, un problema psicologico. Quindi io aspetterei di vedere cosa succede a gennaio, dopo il mercato di gennaio e dopo Pasqua, di capire dove possiamo arrivare quest'anno. Beh, Però sì. i presupposti sono ottimi, insomma. Bene, dopo Pasqua direi che siamo, abbiamo già un'idea, magari. diciamo che abbiamo Speriamo poi di essere sicuramente. ancora là. No, ma l'importante è che poi questo, insomma, aiuti anche voi a fare un pochino di più festa, insomma, a sentirvi anche un pochino più legati a quello che succede a casa, perché un po' di nostalgia, ora a Londra si sta benissimo, però immagino che ogni tanto venga, no? Certo, ovviamente vedere la partita dell'Udinese, poi con lo stadio nuovo adesso, fa sempre una grande atmosfera, insomma, anche qua. Infatti adesso avete visto le riprese del Fogolar, in quell'angolo lì, sulla destra, in parte del bandierone, andrà la televisione. E lì facciamo vedere le partite dell'Udinese. Grandissimo. Allora, quando vedi Paolo Poggi, cosa ti viene in mente? Il trittico, il grande... Vero Famoroso Poggi, sono 3 punti anche oggi. Ecco, perfetto. Adesso andiamo avanti così. Quando vedi Felipe, cosa ti viene in mente? Beh, grandi memorie, grandi difese e qualche gol di testa che non sta mai male. No, infatti sono super contento, è bello vedere uno studio così popolato di grandi glorie di una volta, ma anche Gigi Del Neri, insomma, sono grandi emozioni. Sono contento di essere qua con voi e poter condividere questo momento. Oh, bene, bene, siamo contenti di averti portato una gioia. Allora, senti, salutaci tutti i tifosi di Londra. So che avete un sacco di attività per il Fogolar, che tra l'altro la sede è in un ristorante che si chiama Primo, giusto? In onore del grande Carnera. Quindi c'è molto Friuli lì. Sì. No, ovviamente abbiamo il ristorante, l'abbiamo aperto con un mio amico che è un ristoratore udinese, che ha una storia ormai decennale in Friuli e per questioni di famiglia si è trasferito qua con la moglie e la figlia che studia qua all'università e quindi per creare questo primo ristorante abbiamo pensato di dare un'impronta fortemente friulana e quindi visto che è il suo primo ristorante qua a Londra abbiamo pensato bene di chiamarlo Primo, anche perché Primo Carnera è molto conosciuto qua a Londra, insomma, non dai giovani ma dai 40 in su tutti sanno chi è. Beh, Infatti, insomma, dai 40 in su siamo ancora abbastanza giovani. Non ridere, Surza, che sei l'unico sotto. Non ridere. Come no, c'è anche Feli. Oh, grazie. C'è anche Feli. Ancora di poco. Ancora per poco. Io e ancora Feli per siamo poco. ancora giovani. Allora. Però siete tanti giovani lì, Paolo, vero? Cioè, ho visto le immagini, c'era molta gioventù.
Sì, 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 molta gioventù. Infatti, qualcuni li conoscevo già, alcuni sono nuovi, appena entrati nel gruppo, ma sono stato sorpreso di trovare dei miei, come si dice, co-studenti, ragazzi del Malignani, un ragazzo del Malignani in particolare, che ha 10 anni, 12 anni meno di me, appena uscito dal Malignani, qua a Londra, e lavora a Heathrow, sugli aerei, fatto aeronautica. Quindi sì, c'è stato un buon ricambio generazionale, credo. Sì, è stato un momento piacevole per ritrovarsi. Bene. Speriamo che adesso abbiamo appena iniziato, non abbiamo ancora una pagina Facebook, non abbiamo ancora un sito, era il primo incontro. Quindi pian piano ci metteremo in moto. Abbiamo un incontro adesso a ottobre organizzato dall'Ente Friuli nel Mondo. Ci sarà un evento su Pierpaolo Pasolini. Organizzeremo qualcosa per Natale, magari una castagnata, un torneo di briscola. E il prossimo anno una retrospettiva su Carnera a giugno. Quindi abbiamo un po' di programmi, insomma, per espandere il club. Ok, guarda, noi la prima gita l'abbiamo già programmata da Aquileia, ma la seconda, ci provo Paolo, te li porto tutti a Londra, ok? Intanto Fantastico. vengo io a metà ottobre perché abbiamo un bel progetto che coinvolge anche Udinese TV, di cui vi parleremo insomma prossimamente, e quindi ci vediamo a Londra a metà ottobre, però poi organizzo. Se succede quello che deve succedere partiamo in tour, il Tonight in tour, va bene? Finger crossed, tengo le dita incrociate. Bene, ok, grazie, è stato un piacere averti con noi, in bocca al lupo Paolo. Arrivederci. Ciao. Che poi ce ne sono tantissimi, Gigi, no? Tu che sei friulano come noi, e questi sono veramente tanti e si ritrovano lì, accendono la TV. Tanti americani mi raccontano di notte col fusi orari, si ritrovano nelle case. Cioè, è una cosa che spesso non ci viene in mente, ma che è bellissima. L'istituzione, ma i fotografi friulani nel mondo sono un'istituzione conclamata, insomma, è un po' un momento di aggregazione, di familiarità, di gioie, di momenti difficili. Penso che queste aggregazioni siano proprio un senso di appartenenza, no? Che li tiene assieme, quindi hanno questa forza in loro per dimenticare un po', mai un po' di nostalgia che ti viene ogni tanto anche del tuo passato, dove sei nato, che ci sta, insomma, no? Quindi siamo anche orgogliosi di avere tante persone fuori che sono insieme, che danno ancora lustro alla friulanità. E questo è importante, mantenere sempre il rapporto con la terra dove sei nato, insomma, questo per noi è fondamentale. È vero, è vero.